Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Baldassin e oggi facciamo questo video di riepilogo sulle cose che sono successe ultimamente, perché alla fine della fiera, come avete letto dal titolo, oggi festeggiamo con questo video i 2000 iscritti al canale, che per l'amor di Dio sono numeri bassissimi per chi veramente fa questo mestiere con serietà all'interno della struttura, ma siccome per me sulla piattaforma YouTube questo è un hobby, non è un mestiere, devo dirvi che io vi ringrazio moltissimo perché per me è un grandissimo risultato. Allora, aiutatemi a continuare a far crescere la community, lancio la sigla, iscrivetevi al canale e poi vi racconto 2 o 3 robe. Vi siete iscritti? Grazie mille. Beh, naturalmente in un video come questo probabilmente finiranno solamente persone che sono già iscritte. Allora, abbiamo fatto 2000 iscritti al canale, bellissimo, grazie mille. Ci siamo arrivati molto più velocemente dei 1000, sui 1000 ci abbiamo lavorato tutto l'anno scorso, chi c'era se lo ricorda, insomma. Abbiamo fatto le maratone, siamo partiti a maggio, siamo arrivati a 1000 che era tipo novembre, in anticipo di un mese e mezzo su quella che era la scommessa che avevamo messo sul piatto. Poi obiettivamente ci eravamo prefissati i 2000 per Pasqua, non ce l'ho fatta perché ho ridotto io la programmazione. Avessi continuato a fare 2 video a settimana probabilmente saremmo arrivati sicuramente più velocemente ai 2000, ma va benissimo così. Poi altra cosettina simpatica secondo me da festeggiare, e ripeto sono sempre numeri piccoli, ma io ho deciso, come chi di voi ben sa che mi segue magari anche su altri social, di festeggiare ogni piccolo traguardo. Il video su Adobe XD, sulle basi di Adobe XD, ha superato le 30.000 visualizzazioni. Grazie mille, che per me sono numeri enormi. Il video su Atom ha superato le 10.000 visualizzazioni, grazie mille anche per questo. E il video su Flexbox, scusatemi, su Adobe XD, come disegnare un sito, la prima parte, si sta avvicinando e credo quando pubblicherò questo video avrà anche lui superato le 10.000 visualizzazioni. Grazie, 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 grazie. Allora, ci tengo a dare un ringraziamento particolare a quelli di voi che mi seguono e commentano, perché è molto importante, cioè i vostri commenti aiutano l'algoritmo di YouTube a dare più rilevanza ai miei video, quindi questo è molto importante. Quindi il mio grazie va sicuramente a tutti voi, perché so che ci sono tanti di voi che mi seguono da tempo, che continuano comunque a vedere tutti i miei video, non commentano ma mi lasciano il like. Però un grazie particolare, permettetemelo, per quelli che ci sono tipo una ventina di persone fisse che commentano i video, mi fanno delle domande e commentano anche i video anche negli altri social network dove li vado a condividere. Mi viene in mente tra tutti, non se ne abbia male nessuno, non vi cito uno per uno perché sennò sicuramente dimentico qualcuno, ma un grazie lo devo al buon Luigi, perché il buon Luigi mi segue veramente dal primo giorno che ho messo piede sul canale e mi sprona continuamente a dare sempre il massimo con i suoi messaggi e con gli incitamenti che mi dà anche quando pubblico qualche storia su Instagram. Seguitemi ovviamente anche su Instagram se avete piacere, il profilo è privato ma comunque vi accetto se mi mandate ovviamente la richiesta. Poi vi ricordo la pagina Facebook, il profilo LinkedIn, sono su Twitter, insomma sono esattamente dove devo essere e quindi è lì che vado a condividere le mie cose. Al di là di questo, ovviamente, parliamo un attimino di cosa succederà nel canale adesso. Allora, come ho già accennato nella tab della community, ho anticipato, sto lavorando a un e-commerce vero, ok, ovviamente, e siccome ormai ho finito quel lavoro lì e mi era piaciuto veramente farlo ed era una casistica abbastanza alla portata di un video tutorial, quindi non troppo complicata ma utile alla causa, ho deciso di andare a realizzare un nuovo corso in cui vi insegnerò a creare un e-commerce con Adobe XD. Attenzione però che questo poi si aggancerà direttamente alla seconda parte, quindi a un secondo corso di seguito dove andremo a montare questa home page che abbiamo disegnata a codice in HTML, CSS, JS. Questa seconda serie, tra virgolette, di lezioni agganciata alla prima, riprende un po' il progetto che già avevo iniziato con il sito dell'estetista Dark Mode, chi di voi mi segue lo avrà visto sicuramente, che poi ho dovuto smollare per tempistiche relative al lavoro. Non mi andava di riprendere in mano qualcosa che ho abbandonato già da diversi mesi e quindi ho deciso di fare una serie nuova di zecca che ci aiuterà ovviamente a imparare sempre cose nuove, ok? Questi sono i progetti che abbiamo in porto. Come già ho detto, uscirà il solito video alla settimana. Adesso non so se prenderò una piccola pausa per organizzarmi un attimo anche con queste dinamiche, perché comunque sono dei video abbastanza impegnativi, quindi può darsi mi prenderò una piccola pausa. Nel frattempo pubblicherò qualche video come questo su vita da freelance, ok, che sono più facili per me da realizzare e argomenti ne stanno arrivando parecchi, insomma. Ma sicuramente da giugno partiremo con questa
prima barra seconda serie collegata che andrà avanti per diversi mesi, ok? Dopodiché ho già un sacco di ideone nuove che mi frullano per la testa, come dice sempre il mio amico Marchetti, ho i fuochi d'artificio, però non ve ne parlo ancora, aspettiamo di vedere un attimino come va. Si è conclusa la serie del mini corso di PHP, un giorno mi piacerebbe fare un mini corso di MySQL e SQL, tipo, ma ci sto lavorando, ci sto pensando, perché comunque alla fin fine ho visto che ci sono degli argomenti che interessano di più e degli argomenti che interessano meno, quindi bisogna anche capire quanto voglio stare in nicchia e quanto voglio fare argomenti che siano un po' più diffusi, il che ovviamente una cosa non esclude l'altra. Ragazzi, io non ho molto altro da aggiungere, non vi faccio perdere tempo con questo video, grazie millissimo per il traguardo che abbiamo raggiunto insieme, adesso puntiamo ai 3000 e andiamo avanti. La buona notizia è che anche a 2000 non andrò a monetizzare il canale, quindi per il momento la pubblicità non ve la ciulate, ok? Ci vediamo alla prossima, restate sintonizzati, come si dice, stay tuned, see you next time.